in collaborazione con Dieci, 100, 1000 musei delle culture locali. Francia e Italia detengono il primato, ma l'Emilia-Romagna è ricca anche di collezioni che gli agricoltori hanno raccolto nel tempo, a testimonianza spesso di una storia di famiglia, ma anche delle radici, delle tradizioni contadine di una terra. E quella che vi raccontiamo oggi è la collezione di oggetti e attrezzi di campagna dell'azienda agricola Le Vigne di Sopra sulle colline faentine. Cucinare per poche persone con la formula dell'home restaurant è quello che andremo a raccontarvi oggi, perché un'azienda agricola nell'Appennino reggiano, ha intrapreso questa attività, un'attività che è prevalentemente anche rivolta a chi ha una predilizione per la cucina vegana e vegetariana. Ed eccoci sull'AIA dell'azienda agricola per raccontarvi una storia antica che fa parte di una raccolta realizzata negli anni con tantissimo amore. Dove ci troviamo? Ci troviamo sulle prime colline faentine ad ospitarci l'azienda di Luigi Franzoni, Le Vigne di Sopra, e in effetti le vigne sono davvero di sopra, mentre qui di sotto entriamo subito nell'atmosfera di fine 800, inizio 900, insomma, quando l'agricoltura si faceva con degli attrezzi che oggi non ci sono più, ma qui invece ci sono tutti. Allora, buongiorno. Buongiorno. Dunque, intanto la capparella, il cappello, questo è proprio il contadino, come io che sono un po' vecchiotta mi ricordo ancora. Molti altri non sanno nemmeno che esista o lo vedono nelle foto in bianco e nero. Sì, oggi è un po' freddo, sono i giorni un po' dell'America, quindi il mio abbigliamento, cioè ho cercato la capparella perché era una cosa storica che portavano gli esdor, cioè i contadini di una... Allora, detto ciò, questa è solo una delle grandi stanze di questo capannone, casa, insomma, praticamente c'è la ricostruzione davvero di una casa contadina dove finiremo la nostra puntata, ma poi c'è questa raccolta enorme di attrezzi. Allora, io non so da che parte farmi, perché qui ne vedo di tutti i colori. La cosa più evidente è questo bel carro che serviva a cosa? Cioè questo qui adesso era in pratica era un carretto che serviva un po' in città per cioè lo stradino, il netturbino, perché tenere pulito la strada. C'era la garneccia fatta di tamerecce e poi avevano il badile apposta per pulire, per tenere la manutenzione sia della strada sia anche, cioè, i viottoli di campagna. Esatto, quella bella manutenzione che si faceva una volta. Tra l'altro, cioè, legno e ferro sono i due materiali che qui vediamo in quasi tutti gli oggetti. Sì, una volta cioè cioè, la supremazia era del legno, cioè il legno lo dovevi usare dappertutto, il ferro poi dopo era da fare i vari attrezzini più resistenti, ecco, Certo. così. Ecco, qui io insomma vedo tante cose e con l'occhio vado sul soffitto, sulle pareti, le foto, eccetera. Ma c'è qualche oggetto particolare? Là, ad esempio, vediamo Comune di Faenza, concorso del vitello. Tempo fa Faenza faceva 2 mercati all'anno, che erano il vitellone grasso di Pasqua e un altro dopo. Lì ci sono i vari attestati che hanno avuto. Al mercato, appena andavi che volevi partecipare, ti segnavi. Quando era passato la giuria, dopo ti davano il cartello da mettere
davanti al soggetto, cioè al vitellone che prendevi il premio. Qua ci sono le bandiere che poi te le davano. Se era il premio di prima classe era bianca, di seconda classe era verde e il rosso era di terza classe. Capito. E l'oggetto lì di legno su cui è appoggiata la cosa era quello che andava... il gioco. Che andava ai buoi quando attaccavi qualche attrezzo. Mentre lì al centro si vedono quelle cose bianche, erano il gesso che quando andavi al mercato lo stendevi sopra al vitello perché doveva essere bianco. Ah, quindi si bleffava anche Si un po'. bleffava un Ah, po'. mamma mia, i contadini, infatti, scarpe grosse, cervello fino, allora non è solo un modo di dire. Doveva far figura, cioè il vitellone poi romagnolo doveva essere bianco. Esatto. E qui di altri oggetti particolari io non mi raccapezzo molto perché ce n'è... Particolare, questo qui. Quello lì sono pezzi che si le facevano i contadini proprio. È un correttore di corna. Cioè si metteva al vitello giovane o anche alla vacca, cioè giovane, che le corna dovevano essere rivolte in alto. Ho capito. Perché dopo andavano meglio a legarle al giogo. Esatto. E poi avevano anche un'altra funzione perché se erano voltate in alto era più difficile che ti facessero male. Se giravano in fuori era sufficiente esatto. che Se ti la beccavano vacca era ti guai. beccava, ti prendeva con la punta delle corna. Poi vediamo, vabbè, tutti i ferri da cavallo. Qua tutta una serie... Questi qui si usavano un sacco in campagna una volta. Com'è che si chiamano? Che non me- I falcetti. falci. Guarda che bellissime foto, tra l'altro c'è quella di quella famiglia che sul carro attraversa il fiume per andarsi a sposare e il carro è trainato dai buoi. Quindi è proprio un'immagine, questa credo che rappresenti proprio un'epoca che non esiste davvero più. Epoca fine 800, primi del Novecento. Allora, ci spostiamo anche qua perché poi ci ringiovaniamo anche un po'. Qui, mamma mia, che è questo? Andava nei carri. Questo qui è Baddur, era l'attrezzo che prima dell'avvento della trebbia per il grano nell'Aia si usava per battere, cioè per ricavare il grano che sull'aia si stendeva, cioè si preparava l'aia, si puliva bene dall'erba, si livellava e poi con l'urina delle vacche si passava, si bagnava bene, pigiando, perché l'urina non permetteva la germinazione dei semi che c'erano. Quindi dopo si metteva il grano e con questo si passava sopra attaccato ai carriò de perghir, al carriolo, e di lì si passava più volte, poi dopo col forcale tiravi sulla paglia e il rimanente dopo passavi con evallo, cioè avevi i valli, setacci vari. Ecco, tra l'altro io dicevo cultura locale perché in effetti vedete che non c'è solo quello che era l'attrezzatura agricola, diciamo, ma ci sono oggetti che facevano parte un pochino anche di tutti i mestieri artigiani, lì vediamo le forme del calzolaio, vediamo i martelli che servivano magari per fare delle incisioni, vediamo tutto ciò che rappresentava il mondo di un tantino di anni fa. E anche quel trattore rappresenta un pezzo di un po' di anni fa, è un Randi. Cugini Randi che li faceva a Bagnacavallo. Però insomma si mette ancora in moto. Quello lì va ancora in moto. Questa è la dimostrazione di come facevano le cose una volta, senza elettronica, ma si andava veramente bene. Altre cose particolari. Allora, qui ci sono le coperte per le bestie, quelle lì rigate. I fiocchi quando si andava con le bestie alle fiere per ornarli. Questo qui sarebbe il nervo del toro. Che è la bacchettina che veniva usata per farla andare piano o forte. Perché c'era qualcheduno che diceva, se tu hai il toro, il ricordo di questo e avendo questo ti può
avere la possibilità di essere un po' più virile. Ah, ho capito. Quindi non serviva solo nel momento della sfilato del Sì, portafoglio, ma era simbolico. simbolico. Se vuoi te ne faccio vedere un'altra. Sì, volentieri. Io ti seguo. Ah, perché qua poi ogni luogo è uno scrigno. C'era anche che credevi, perché nell'Aia, il re dell'Aia era il gallo. Quindi uno, se voleva essere un po' più galletto, cioè un uomo, del gallo, quando lo ammazzavano, tenevano lo sperone. Cioè questo era lo sperone dalla zampa del gallo. Lo tenevano nel taschino del corpetto. Tra l'altro la cosa bella di questi oggetti è che sono proprio esteticamente belli, come sono congegnati, e poi hanno sempre dietro appunto un'argussia. Questo ad esempio, Luigi? Questo ha la sua storia, che è del periodo della guerra. Nel periodo della guerra non potevi andare al mulino e in casa dovevi anche avere poco grano, quindi per poterti fare la farina si erano studiato un macinino familiare, il quale, macinavi quel po' di grano che avevi nascosto in casa per poterti fare il pane, la minestra, cioè quello che ti occorreva. E questo qui poi se lo passavano le varie famiglie, i vari vicini. 2 giorni da uno, 2 giorni dall'altro, cioè in modo da poter fare il ciclo da mangiare, ecco, poter sopravvivere al periodo della guerra. Che era anche il senso di solidarietà che univa appunto in quell'epoca. Tra l'altro guardando in alto, mamma mia, cioè c'è un mondo appeso a questo soffitto. Tra l'altro là una rassegna di caveglie proprio quelle che venivano usate, non quelle fatte per bellezza, che venivano proprio messe nel carro. Nel timone del carro che si utilizzava. Ecco, qui vediamo dei martelli, diciamo, più o meno fatti a martello come siamo abituati noi. Poi questi qui invece hanno dei rincalzi, dei rinforzi. Allora, quelli lì, c'è il suo nome, noi non lo chiamavamo martello, ma martlena, cioè al femminile, perché questi qui erano anticamente quello che era il chiodo nell'aratro, che trapassava il timone dell'aratro e si fermava la catena che poi andava attaccata al giogo. Infatti è tutto di ferro. È tutto di ferro, quindi l'utilizzavi come chiodo e anche come martello per le necessità, se l'aratro aveva bisogno di qualche rinforzo, di qualcosa. Altri particolari, io direi questi qua nell'angolo, erano tutti martelli per spaccare i sassi, cioè per fare la ghiaia, perché una volta portavano il ghiaione grosso sulla strada e poi col martelli si spaccava questo tassadur, quello che serviva per battere i cerchi delle botti. Queste per le macine, dopo i vari per il ramaiolo, per il tappessiere, e poi uno dei più vecchi è questo qua. Questo è uno dei più, io ritengo dei più vecchi, ecco, che ha più età. Poi dopo c'erano, c'è quelli da battere la ferra, da battere la falce, gli attrezzi che dovevi sottigliare, da taglio. Allora, chi utilizzava parecchio la carriola, quella lì era una fascia che ti mettevi a tracollo, a cavallo del collo, e le cordicine le infilavi nel manico della carriola, perché se usavi tutto il giorno la carriola, le braccia ti facevano male. Quindi era un espediente per fare un po' meno fatica con la carriola. Ecco, mi pare che tutto quello che raccontiamo ci faccia capire come, insomma, era un mondo rurale che lavorava con le mani, rustico, fatica, sudore, eccetera, però c'aveva una testa, mamma mia, Sì, un bell'ingegno. Dopo ognuno si studiava il modo di fare meno fatica.
Anche perché ognuno poi ci sapeva fare con le mani, quindi sapeva anche creare i propri attrezzi. Io continuo a guardarmi attorno, non riesco a guardare l'obiettivo perché è talmente tutto bello. Allora, vi abbiamo raccontato solo uno spicchio di queste cose, non è finita perché poi ci sono le altre stanze da visitare. Allora, io mi fermo per qualche secondo, subito dopo ci sarà Claudio Ferri con A cielo aperto e noi ci rivediamo per il finale, anche perché, insomma, dove finiamo? Nella cucina contadina di un tempo che fu.